Siamo con il Lenny Kravitz del rugby italiano, che avete riconosciuto, è il mediano di Mischia, ex Sandonà e presto ai Medici di Firenze, sì. Giusto? Sì. E oggi sono qua a Sandonà. Con che squadra giochi? Con i Seals, è una selezione italiana in Svizzera, e facciamo il 7 qua a Sandonà e speriamo che vada tutto bene. Non vediamo l'ora di iniziare, la giornata è stupenda. E siete venuti per vincere, ovviamente? Beh, sì. Facendo gli scongiuri. Naturalmente, sì. Alberto Marusso, il presidente con gli occhiali più esuberanti del rugby italiano. Sì. Oggi con gli occhiali versione Fred Flintstone. Persone mi dicono Elton John. Ah, ecco, sì. Ma ecco. vorrei precisare che, a differenza del grande cantante, io sto di qua. Ah, ok. Bene, allora ci trovi d'accordo anche noi. Come ti sembra la giornata, il torneo? Stiamo vedendo un buon livello di gioco. Divertente, bello, giornata splendida, spero e sono certo che durante tutto l'arco del torneo della giornata lo stadio si riempirà, la qualità è davvero buona, sono partite intense, piacevoli, divertenti, si sta benissimo, grazie alla pioggia di ieri c'è un clima asciutto, fresco, spettacolare, venite a divertirvi qui con noi perché merita. Quindi un ottimo viatico questa prima edizione per... chi lo sa, altre edizioni sempre più importanti, sempre più internazionali. Assolutamente nei prossimi anni. Come sai, cominciare qualcosa è sempre innanzitutto stimolante e bello, e poi bisogna, per come la penso io, credere in queste cose, provarci, dare il più possibile, e sono certo che potrà solo migliorare. Dobbiamo collocarci, dobbiamo imparare tante cose, però il 7 è una realtà che sta crescendo, importante, alla quale noi crediamo, visto che abbiamo anche una persona dedicata a fare formazione in questo senso, piuttosto che cercare di trasmetterla ai ragazzi delle categorie più piccole. È uno sport olimpico, probabilmente qualcosa che può far parlare molto bene anche del rugby a 15, quindi iniziative come quelle che sono state portate avanti come questa sono assolutamente da supportare e da ripetere sempre di più, sempre meglio. Con The Voice, la voce più celebre del rugby italiano. Buongiorno. Saverio, come ti sembra questo torneo visto dal dietro le quinte? Ma più che da dietro le quinte, da in mezzo. Da davanti al chiosco. Sì, ecco, bravo. Fra il villaggio e il campo, per cui sono a metà, no? È molto bello, sto vedendo delle ottime azioni, partite importanti, giocatori molto intenzionati, per cui è una prima partenza per questo 27 molto
Alla grande, direi, alla grande, ma oggi pomeriggio sarà ancora di più con le finali e poi con tutto quello che è a corollario di questa Sevenis 2018. Diego Bressan è il responsabile del Seven per il Rugby San Donà, una delle prime società italiane a puntare su questa specialità. Sì, mi hanno chiesto una collaborazione, essendo un appassionato del rugby a 7 ho detto subito di sì, a dare una mano. E sono contento che si torni a avere tanti tornei di rugby a 7 perché è un bellissimo sport, una variante bellissima del rugby a 15. Ecco, cosa ti sembra di questa prima edizione del torneo Seven internazionale di Venezia? Oggi mi sembra che, almeno qui nella mattinata, ma sicuramente sempre di più avvicinandoci alle fasi finali, stiamo vedendo un ottimo livello e poi ovviamente stasera ci sarà la grande festa del terzo tempo. Sì, si vede. A base di tanto Fernet Cola. Esatto, magari. No, si vede, ci sono alcune squadre che hanno un buon livello, si vede un bel rugby, qualcun altro che ovviamente abbiamo avuto un po' di problemi, sembra che sono andati tanti in ferie, tanti ragazzi con la maturità, però va benissimo poter partecipare, è una questione di tempo, secondo me ha tanta potenzialità come per diventare un torneo importante, uno dei tornei fondamentali del Seven nel futuro. Mattia Danna, capitano non giocatore di questo Seven del magnifico Rugby Udine. Capitano non giocatore perché domani parteciperai al raduno della Nazionale Seven. Sì, lunedì abbiamo questo appuntamento a Roma per preparare Marcoussis, che è la seconda tappa dell'Europeo, e poi la settimana dopo successivamente subito a Exeter in Inghilterra per la terza tappa, quindi abbiamo 2 settimane un po' di fuoco e magari non me la sono sentita di giocare per evitare infortuni. Certo, e tu hai fatto il tuo esordio a Mosca se non sbaglio, no? Com'è andata a Mosca? Mosca, tanta soddisfazione. Vedo un sorrisino. Un terzo posto veramente, secondo me, meritato. Abbiamo lottato il primo giorno, abbiamo battuto il Galles, battuto la Francia, battuto il Portogallo, comunque squadre che fanno, è vero che forse magari erano le seconde squadre perché le prime squadre erano impegnate con le World Series, però comunque vengono da un livello più alto, hanno la possibilità di fare Seven tutto l'anno, mentre noi sì, ci troviamo al giovedì o a giugno, quindi sì. E del torneo, della giornata di oggi, del Sevenis, cosa ci dici? Noi siamo una squadra che non dico è stata costruita a inizio settimana, però quasi, tanti fortunati, tanti con problemi di studio perché abbiamo dei giocatori universitari e forse ci è rimasta ancora un po' l'impronta del rugby a 15 che non riusciamo a toglierci così facilmente, però ho visto i ragazzi veramente in forma, veramente bravi, forse questa è stata, anche se l'abbiamo persa, la miglior partita della giornata, ecco. What do you think about this tournament? I think Seven's the best, definitely. Of course. Not biased. What about the Venetian split? The which, sorry? This drink, Oh, the split. best drink, 100%. 100%.
Anche Andy Wilk, il tecnico della nazionale italiana Seven, a questa prima edizione del Sevenis, il torneo internazionale di Venezia. Come ti sembra il torneo, il livello, l'atmosfera? Guarda, è una bella giornata, il Seven viene giocato in queste giornate così idealmente, quindi più tornei che ci sono in Italia meglio è. Questo sicuramente quello che stiamo cercando di creare con la nostra cultura Seven. Si vede che è organizzato molto bene, ci sono le squadre, ci stiamo divertendo in campo e questa è la cosa importante, che cominciamo a fare gente conoscere cos'è Seven e portare gente sia al Seven ma che a rugby in generale in Italia. Senti Andy, secondo te il rugby italiano, il Seven italiano, cosa dovrebbe fare in 3 mosse, senza dilungarci troppo, per essere sintetici, in 3 mosse per decollare? Sembra facile quando lo dici così. Quello che stiamo cercando di fare con un torneo come quei Sevenis è di far partire un campionato Seven, che sarebbe molto importante, se fosse anche la possibilità di coinvolgere le squadre di eccellenza, come abbiamo visto il Benetton che ha partecipato a Rovigo qualche settimana fa. Questo, se riusciamo a coinvolgere anche le società delle eccellenze, Serie A, quel che siano, è importante che più giocano più vengono a apprezzare i Seven e come si può fare. Così riusciamo a creare un movimento del base, i grassroots, un movimento dove giocano dall'anno 14, 16, 18 femminile, tutti quanti, a conoscere il Seven, a capire quanto propedeutico è per 15, capire anche come si può diventare anche un momento per tutta la famiglia, venire a una giornata o 2, stare insieme al campo. C'è il giocate per i bambini, si mangia bene, si guarda anche bel rugby, sempre spettacoloso il Seven. Quindi cominciamo a crescere anche i grassroots, quindi sia gente che conoscono, poi anche il rugby, forse portiamo anche più gente al rugby in generale, non solo al Seven, che è importante, anche nuovi giocatori poi. E poi c'è anche un livello alto, perché più che giocano questi ragazzi più conoscono il Seven, più attiriamo altri giocatori e gli diamo l'esperienza di cosa è giocare a alto livello. Poi se facciamo venire anche le squadre esterno, stranieri, alza il livello, dai giocatori sempre più possibilità di misurarsi contro giocatori più forti e così facciamo crescere il nostro alto livello. Quindi ce l'hai sia ai grassroots, dove gente stanno conoscendo cos'è il rugby, e c'è il traguardo sempre in alto del nazionale che stimolano l'attività. Questo sarebbe lo staff del torneo. E stiamo ci fai tanto bene.